Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Focus TG, giovedì 9 maggio, ancora insieme fino alle 13:30 per parlare di attualità, per parlare del nostro nord-est, per parlare di alpini, e lo faremo tra pochissimo perché si avvicina la 95esima adunata nazionale che, come sapete, è in programma a Vicenza, quindi grande euforia, grandi movimenti, grandi sforzi organizzativi a Vicenza per questo appuntamento con, direi, decine di migliaia, se non addirittura centinaia di migliaia di alpini che arriveranno da tutta Italia, l'adunata nazionale. Quindi abbiamo seguito e seguiremo con tante dirette quello che accadrà a Vicenza nei prossimi giorni. Poi naturalmente c'è anche la cronaca e anche quella va seguita con attenzione, quindi vi daremo aggiornamenti su quello che sta accadendo anche su questi fronti. Allora, come dicevo, insomma, apriamo una pagina alpini che poi replicheremo, anzi non saranno ovviamente gli stessi contenuti, ma parleremo di nuovo di alpini tra una mezz'ora con altri servizi che stanno arrivando dalle nostre redazioni sul territorio, perché non è solo Vicenza ovviamente impegnata, ma anche le altre città dalle quali partono le delegazioni, partono gli alpini alla spicciolata o organizzati per questo grandissimo appuntamento che Rete Veneta seguirà per buona parte in diretta. Allora andiamo a Vicenza, perché alpini significa anche tecnologia da un certo punto di vista, perché l'organizzazione è complessa e servono anche molte molte componenti tecnologiche. Infatti Luisa Bertini, con il supporto di Andrea Benetti, che salutiamo, si trova nella sala coordinamento della Dunata, una sala che diventa una sorta di centrale operativa e che domani sarà veramente aperta a tutti gli effetti. Con lei c'è Luca Zanoni, che è coordinatore di questa sala operativa Protezione Civile, se non sbaglio. Grazie Luisa, raccontaci tutto, aggiungici anche, visto che vi state spostando con Andrea su Vicenza, che aria si respira, ecco, in città, quindi al di là dei contenuti e della parte giornalistica, una parte anche così di umori che si respirano. Sì, Federico, buongiorno a te, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Parto dall'euforia, perché l'euforia ovviamente si sta scatenando in diverse parti della città, il centro storico è in pieno allestimento. Ieri vi abbiamo portato a vedere anche la cittadella degli alpini di Campomarzo, che ovviamente partirà e sarà inaugurata domani alle 10:30. Insomma, grandi preparativi, tante le persone impiegate, tante anche quelle che ci aspettiamo di accogliere qui a Vicenza, perché sono previste tra le 400.000 e le 500.000 presenze, quindi un'organizzazione estremamente, diciamo, capillare sul territorio. Adesso ci troviamo nella sala di coordinamento dell'ANA, io sono in compagnia con Luca Zanoni. Qua vedete già schierate le persone che poi gestiranno concretamente le chiamate, i varchi, insomma, che cosa succederà qua? Ecco, allora, questa è la sala di coordinamento, non è operativa, perché l'operativa è il CCS della Regione e delle Forze dell'Ordine. Qui praticamente vengono coordinate tutte le attività che la Protezione Civile dell'ANA fa durante questa dunata. Quindi in particolare partiamo dalla sala radio, dove confluiscono, come state vedendo, delle informazioni che ci sono dei volontari che sono lungo il percorso come servizio d'ordine nazionale o come anche controllo varchi delle attività che stanno appunto facendo. Le informazioni vengono reportate e poi la sala coordinamento, che vediamo qui, ecco, da noi, per funzione, che adesso vi spiego velocemente, processano e cerchiamo di portare a casa il risultato. Le funzioni sono il SON, il signore con la maglietta verde, Servizio d'Ordine Nazionale, sempre volontariato alpino. C'è la funzione varchi, che è questa qui, dove stanno preparando i fogli per portarli e metterli sui varchi, i passaggi dei varchi della città, che verrà chiusa nei prossimi giorni. C'è la funzione del vettovagliamento, che sovrintende a tutti i volontari che ovviamente mangiano o da noi in fiera o in cittadella
per avere i numeri precisi di chi mangia e non sprecare risorse, e c'è la funzione dell'antincendio. L'antincendio sono supporti ai vigili del fuoco dislocati in certi punti della città particolarmente delicati secondo il piano di sicurezza, dove se dovesse esserci una peculiarità o un problema si riesce a intervenire. A me piacerebbe anche però, se è possibile, far vedere i tecnici che ci sono di dietro. Sì, li abbiamo mostrati, e ovviamente persone che si danno da fare per la riuscita di questa 95esima adunata, che sarà complessa anche in termini di viabilità. Ricordo che la città sarà suddivisa in 3 aree: l'area rossa, l'area arancione, l'area gialla, all'ingresso dei quali ci saranno dei varchi che tra l'altro verranno anche coordinati da qui. Se vuole mostrarci un po' quello che sarà la piantina, la suddivisione della città, quindi qui vediamo numericamente tutti i varchi. Vediamo la parte gialla, la parte arancione e la parte rossa, che sarà quella problematica della domenica. Tutti i numerini segnati sono varchi che vengono supervisionati dai volontari della Protezione Civile dell'ANA e coordinati da questa sala. Ecco, quindi qui gran coordinamento. Ovviamente il tutto diventerà operativo al 100% a partire da stasera, domani, che insomma... Da oggi pomeriggio alle 15:30 partono i posti tappa, che sono i punti informativi per gli alpini che stanno arrivando di dove devono andare, dove devono alloggiare, queste cose qui, e da stasera pomeriggio tardi parte la questione operativa, che finirà per noi all'ultimo alpino che ha sfilato domenica. Ecco, quindi avete sentito, grande organizzazione capillare sul territorio. Sì, volevo chiedere, ovviamente la componente umana è importantissima e ci avete descritto quanto importanti siano le persone con i loro ruoli, però insomma mi pare di capire che quest'anno una marcia in più viene proprio data dalla tecnologia, quindi tutto l'aspetto diciamo proprio legato all'organizzazione, che viene resa ancora più perfetta grazie a tutte queste componenti tecnologiche. Sono una novità queste. Il collega chiede giustamente, oltre alla componente umana e quindi allo sforzo condiviso da tutti, c'è anche una componente tecnologica. Ci sono delle novità quest'anno? Avete utilizzato sempre questi metodi? Ecco, allora, vedete la novità tecnologica, il telefono che continua a suonare. No, per la connettività internet che hanno chiesto in molteplici situazioni, stiamo usando delle tecnologie all'avanguardia. Non faccio pubblicità perché non è giusto, però sono tecnologie satellitari molto all'avanguardia. Ecco, quindi avanguardia anche per questa adunata. Federico, se è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa, buon lavoro a te Andrea Benetti, buon lavoro naturalmente a tutti i volontari, bellissimo vederli al lavoro, emozionante, si capisce quanto sforzo ci sia dietro, proprio pensando al fatto che queste persone sono tutte volontarie, quindi vogliono soltanto che la manifestazione riesca bene, con uno sforzo enorme, disponibili probabilmente a lavorare giorno e notte. Parliamo ancora di alpini, ci spostiamo, non so esattamente dove, perché il nostro Lucio Zanato è sempre battitore libero, nel senso che è colui che in questi giorni sta cercando magari negli angoli, nelle pieghe dell'organizzazione, quelle che possono essere non solo delle curiosità ma anche degli aspetti fondamentali. Quindi Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto sono in giro. Lucio, lascio a te raccontare dove sei, con chi sei e tra l'altro insomma ci hai avvisato 2 minuti fa che sei nel posto dove volevi essere. Raccontaci tutto, a te. Allora, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, perché oggi, adesso, è mezzogiorno passato ed è giusto pensare al mangiare. E allora sono venuto nella parte logistica della mensa degli alpini. Sono con Bruno Crosato, che voi ricorderete perché lui è l'uomo del gruppo, diciamo del luogo dove vengono preparati i cani, quelli famosi, quelli molecolari, quelli che vanno a cercare le persone sotto le macerie. Bruno, siamo passati dalle macerie a far da mangiare qua.
Ma guarda, è un compito nostro, visto che Treviso ha la propria cucina, sappiamo gestire pranzi per tante persone, ci hanno chiesto quelli di Vicenza di venire qua e far da mangiare per i volontari. E allora parliamo di questo, perché non si tratta di far da mangiare per 4 persone. Voi ogni giorno quanti piatti sfornate, quante persone sfamate e soprattutto che previsioni avete? Allora, abbiamo cominciato con 150 pasti a mezzogiorno e 150 alla sera e stiamo aumentando. Arriveremo a 800 sabato, venerdì e sabato, 800 pasti a mezzogiorno e 800 alla sera. Ecco, tutto questo per la macchina, cioè per quelli che vanno a controllare, per quelli che devono fare, cioè non per quelli che vanno a sfilare. No, questi sono tutte le persone, i volontari che fanno servizio d'ordine, che gestiscono la cittadella militare nostra, la cittadella della protezione civile, che dimostrano cosa facciamo. Ecco, quindi 800 persone, se non ho capito male. Sì, tra servizio d'ordine nazionale, il SON sarebbe, tra altre persone e guardie. Quindi hai 800 a mezzogiorno, 800 alla sera e anche 800 colazione la mattina, o sbaglio? Esattamente. Forse era meglio se facevi il maresciallo del minuto mantenimento. No, ma ormai siamo abituati a lavorare su grossi numeri, specialmente in emergenza, a gestire un po' tutto quanto l'emergenza. Possiamo dire che questa è una sorta di esercitazione in caso di emergenza? Anche questa è un'esercitazione per voi di fatto? Esattamente, perché qui impariamo, mettiamo in pratica quello che sappiamo fare, trovare il materiale, gestire un attimo. Ma hai fatto bene a dirlo, perché stanno cominciando a venire a prendersi giustamente il rancio. Esattamente. Noi siamo abituati a gestire tutto quanto dalla provvisione, trovare il materiale, cuocerlo e distribuire la distribuzione. Allora, cosa hai proposto oggi a questi volontari? Oggi abbiamo gnocchi, burro e salvia e con bistecca alla pizzaiola con verdura mista. Senti, ma quando è che fai il baccalà alla vicentina? Magari. No. Mi viene l'acquolina in bocca, non so se lo sapete, però qui Bruno tra l'altro ha una macchina che non è solo, diciamo, di quantità, ma è di qualità, perché è fondamentale che chi lavora deve essere alimentato bene, come si fa in esercito, giusto? Manca meglio, perché i volontari sono, non che pretendono, esigono qualcosa di buono, visto che di tutta Italia sono questi volontari del servizio d'ordine nazionale. Senti, ma andiamo a sentire qualcuno insieme. Permesso? Allora, tanto buongiorno, il suo nome e il suo cognome? Adriano Locatelli. Da dove? Bergamo. Senta, com'è il rancio oggi? Buonissimo. No, cosa si dice? Ok. No, ottimo e abbondante. Ottimo e abbondante. Giusto? Come si dice? Buongiorno. Ottimo abbondante. Ottimo abbondante. Mi raccomando, perché i gnocchi Bruno Salvia sono buonissimi e poi questa gente qua sta lavorando tantissimo e quindi non possiamo dire di meno. Quindi ottimo e abbondante. E poi diciamo un'altra cosa, che qui non mangiano solo qui, dopo dormono qui dentro. Noi non li facciamo vedere. Sì, abbiamo le camerate qui, abbiamo 500 per i volontari, 200 per l'esercito e 150 per il SON, servizio d'ordine nazionale. Però, questo padiglione. Però in tutta la fiera si arriverà ad avere addirittura 3.000 alpini che dormono, perché sono alpini che verranno alla sfilata e hanno trovato alloggio in questi padiglioni. Insomma, la fiera è tutta alpina adesso. Sì, oggi da domani Vicenza è alpina. Va bene. Federico, se hai delle domande, se no io ti restituisco la linea. No, bellissimo, tanto movimento, tanta allegria, tanta organizzazione, tanta fatica, perché dietro c'è anche questo, non è divertimento e basta, ma è anche tanta fatica e tanto altruismo, ecco, da parte loro. Numeri enormi che ci hai raccontato, buon lavoro a te Nicoletta, naturalmente vi sposterete, raccoglierete tanti altri contributi, grazie ai tuoi ospiti e buona giornata. Andiamo adesso a Bassano, sempre alpini, dobbiamo veramente capire tutte le sfaccettature di questa 95esima adunata nazionale, dobbiamo capire come ci si prepara nelle varie province, dalle varie città, non solo del nord-est, come ci si muove verso Vicenza e adesso andiamo nella caserma Montegrappa. Ho detto nella, ma credo siamo davanti alla caserma Montegrappa con Monica Smiderle, che salutiamo. Buongiorno Monica, con te c'è Pio Torresan, un alpino di quelli di spessore. Raccontaci come mai sei
davanti alla Montegrappa e insomma che aria si respira lì a Bassano. Buongiorno a te Federico, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In realtà siamo all'interno della caserma Montegrappa, all'interno dell'area della caserma Montegrappa, un'area che normalmente è chiusa al pubblico, non si può entrare, ma è una caserma che riapre proprio in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini di Vicenza. Qui con me c'è Pio Torresan del Consiglio Direttivo della sezione ANA Montegrappa. Insomma, riapre la caserma Montegrappa perché il vento della Dunata degli Alpini di Vicenza soffia anche su Bassano del Grappa. C'è anche tutta la sezione Montegrappa che è impegnata nell'organizzazione in qualche modo della Dunata, perché ci sono i gruppi che sono pronti ad ospitare le penne nere che arrivano da lontano. Ad esempio a Solagna stanno arrivando gli alpini di Viareggio con il presidente della sezione Pisa, Luca e Livorno. Arriverà a Solagna anche la fanfara di Viareggio, ma anche Nove si prepara ad ospitare gli alpini di Parma e del Bellunese. A Rosà sono in arrivo le penne nere di Bergamo e la fanfara. Naturalmente non tutti gli alpini alloggeranno a Vicenza, ma come vi sto raccontando si preparano a vivere anche il territorio del bassanese. D'altro canto Torresana è indimenticabile la grande adunata delle penne nere che Bassano ha ospitato nel 2008 e in quell'occasione la caserma Montegrappa è stata proprio fulcro della dunata. Che cosa ricorda di quei giorni, Torresan? Il gran lavoro che abbiamo fatto, la soddisfazione di una bellissima dunata, auspicandoci che magari fra qualche anno ripetere quell'evento sarebbe bellissimo anche un sogno, Torresana. Un sogno, senz'altro che è un sogno. Ma sogniamo e vediamo cosa salta fuori. Siamo in attesa di ospitare all'interno della caserma Montegrappa gli alpini. Abbiamo appena incontrato gli alpini di Venzone che sono dovuti ripartire immediatamente perché hanno 8 alpini ciclisti che stanno scalando il Montegrappa. Porteranno una corona d'arloro al sacrario Montegrappa Sacrario, che assieme agli altri sacrari del territorio, compreso quello di Asiago, ospiterà domani anche la cerimonia dell'alza bandiera. Sì, domani c'è tutto un territorio coinvolto. Tutto un territorio coinvolto, sì. Adesso chiedo al collega Renzo Rigon di portarci all'interno in esclusiva della caserma Montegrappa, perché sono pronte, Federico, tutte le brande, sono pronte le camerate dove saranno ospitati gli alpini. Allora, Torresan, che cosa avete fatto? Avete preparato le stanze? Quando arriveranno gli alpini e quali alpini arriveranno? Gli alpini hanno incominciato ieri sera ad arrivare. Erano a piedi, alpini camminanti, erano a piedi, e del Bellunese erano in 12 e questa mattina sono ripartiti per Vicenza. Oggi sono arrivati gli alpini in armi di Venzone e domani arriva la fanfara di Gemona più quella di Magenta e saranno ospitati dentro questa palazzina a comando che abbiamo rimesso in funzione. Eccoci all'interno delle stanze della caserma Montegrappa. Chiedo al collega Renzo Rigon di portarci a vedere le stanze all'interno delle quali dormiranno gli alpini che sono in arrivo appunto a Bassano e qui alla caserma Montegrappa. È tutto pronto, Torresan? Sì, è tutto pronto. Abbiamo finito i lavori l'altro giorno, abbiamo messo fuori un po' di bandiere e siamo qua in attesa degli ospiti in pratica. Quanti saranno gli alpini che dormiranno qui all'interno della caserma? Che dormiranno all'interno della caserma, tra quelli che vengono, fanno una notte e vanno via, sono un centinaio. Più sabato pomeriggio arrivano 140 allievi alpini da Aosta, scuola militare. Il centro addestramento di Aosta. Centro addestramento di Aosta, dormiranno qua sabato notte e andiamo a cenare nel gruppo di San Michele e poi domenica mattina vanno giù a Vicenza
che saranno loro a aprire la sfilata. È un legame particolare quello di Bassano del Grappa, lo ricordiamo Federico, con il centro addestramento di Aosta, perché a febbraio la città di Bassano ha ospitato la cerimonia di consegna del cappello ed è stato un momento davvero emozionante. Sì, emozionante veramente, perché noi che abbiamo fatto il militare da qualche anno, ritornare a lavorare insieme alle truppe alpine che sono in armi adesso è stato bellissimo. È stato faticoso perché d'inverno qua dentro in caserma non è che sia caldo, comunque ce l'abbiamo fatta. Ma insomma gli alpini, lo sappiamo, sono abituati alla fatica. Che cosa vi aspettate da questa 95esima adunata nazionale delle Penne Nere di Vicenza? Beh, qua a Bassano ci aspettiamo, siamo in pochi, saranno in pochi, ma a Vicenza penso che sarà da pestarti i piedi. Sono attese 500.000 persone. Sì, ci aspettiamo che sia una bella adunata, che non succeda niente di pericoloso, che non ci siano i soliti intrufolati che rovinano la festa. Speriamo in questo. Insomma. Speriamo nello spirito alpino, quello vero, Torresano. E anche il bel tempo, ma non troppo sole. Non troppo caldo. No. Federico, insomma, questo è il racconto che abbiamo portato ai nostri telespettatori dall'interno della caserma Montegrappa. Se hai domande, naturalmente noi siamo a disposizione. Grazie, no, bene così, direi che ci avete mostrato immagini bellissime, grazie al tuo ospite, grazie a Renzo Rigon che ci ha fatto sentire. Ringrazio anch'io Pio Torresana del direttivo sezione ANA Montegrappa. Bene, ci avete fatto proprio entrare come se fossimo entrati anche noi nella caserma Montegrappa. Grazie Monica Smiderle, grazie Renzo Rigon, grazie al tuo ospite e allora buona giornata e buon lavoro. Non abbiamo finito naturalmente e adesso andiamo a vedere cosa è successo a Padova, perché è già iniziata la dunata per 5 alpini del gruppo Terme Euganee che questa mattina si sono messi in marcia per Vicenza. Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende per noi erano nella loro sede di Monterosso al momento della partenza. Vediamo. Siamo ad Abano Terme, per la precisione a Monterosso, con gli alpini del gruppo Terme Euganee pronti per la grande adunata di Vicenza. Matteo Gollo responsabile, 5 di voi in realtà vanno avanti, fanno proprio a piedi la strada tra Abano e Vicenza. Esatto, visto la vicinanza tra Padova e Vicenza è venuta la bella idea ai miei alpini di partire, di arrivare in adunata camminando. L'alpino è sempre in cammino e questo qua è molto bello perché cementifica ulteriormente il rapporto che c'è tra tutti noi e quindi era una bella cosa da fare visto anche la vicinanza. Ovviamente di primo mattino tutti all'appuntamento con l'alzabandiera perché inizia oggi per voi la dunata. Ufficialmente con l'alzabandiera è iniziata la nostra dunata e quindi adesso possiamo finalmente partire, loro saranno la nostra vedetta in avanti e dopo noi li raggiungeremo domani a Vicenza. Allora, conosciamoli, chiediamo a tutti di presentarsi velocemente, una specie di capogruppo ci hanno detto, sarà lei? Grazie, il capogruppo, sì, sono Andrea e ho studiato il percorso per portare tutti quanti a Vicenza sani e salvi. Anche perché camminare a quest'ora per le strade non è proprio semplice. No, facciamo la ciclabile, non ci sarà neanche una macchina, infatti, ho studiato i dettagli. Con lei chi ci sarà? Riccardo sono. Ecco, per noi il cappello è tutto in pratica, no? Io gli ho dedicato un posto d'onore nella mia biblioteca e quando torno a casa gli mando un sorriso. Allora, oltre a Riccardo? Sono Roberto Scarpa e assieme a Claudio, qui posso dire, è stata un'idea che coltiviamo da molti anni. Io ero presidente della sezione fino all'anno scorso, Claudio è ancora vicepresidente vicario e Andrea ci ha aiutato a coronare questo sogno che era un po' che col Covid avevamo messo in stand-by. Dicevamo prima che camminare per me un po'
alla Steven Jobs con solidi rapporti. Noi alpini abbiamo bisogno di rapporti umani, siamo bestie da relazione e il Covid ci aveva un po' messo in panchina e queste sono le belle cose che sicuramente alla fine di questo percorso saremo ancora più amici oltre che fratelli alpini. Finalmente a Vicenza, vicepresidente. Sì, finalmente arriviamo a Vicenza e coroniamo questa idea come diceva Roberto e avanti sempre. E l'ultimo Dulcis in Fundo? Gilberto, ho 73 anni, per cui insomma mi hanno detto che sono il più vecchio, me la porto dietro e così. È bello stare in gruppo, per cui divertiamoci, andiamo a Vicenza. Allora chiediamo ad Andrea, torniamo, quale sarà il dettaglio di questo percorso? Che tipo di ciclabili ha trovato per raggiungere Vicenza? Quanti chilometri sono? Allora, quello che accomuna Padova e Vicenza è il Bacchiglione e noi lo seguiremo appunto sulla ciclabile, faremo una pausa intermedia a Longare dove dormiremo questa notte e l'indomani ci svegliamo e facciamo gli ultimi 10 km e arriveremo a Vicenza. A che ora? Mattinata, penso prima di mezzogiorno comunque. Bene, siamo quindi alla vigilia proprio dell'inizio, sarete nel cuore della durata, poi dove vi troviamo, dove sarete alloggiati quando arriverete, il grosso, in quanti sarete a Vicenza? Siamo ospitati in una parrocchia vicino allo Stadio Menti, quindi siamo proprio in centro a Vicenza, grosso modo conteremo su 30 alpini e una bella forza anche quest'anno che quindi il gruppo Terme Euganee è ben rappresentato in adunata. Ecco, io sto facendo vari momenti di incontro con alpini in partenza e chiedo sempre a tutti, giusto perché diamo anche l'appuntamento da casa, durante lo sfilamento a che ora è previsto la vostra partenza? La nostra partenza, Claudio? Dopo le 5. Dopo le 17 sicuro. Dopo ogni adunata è un po' un'avventura perché quella è l'ora teorica, dopodiché vediamo a che ora. Naturalmente più tardi partiamo vuol dire che più alpini ci sono prima di noi, quindi vuol dire che sta andando tutto bene. Benissimo, allora so che poi a Vicenza sarete raggiunti anche dalle autorità, avete sentito in 30 alpini che sfilerete, cosa dire? Vi auguriamo un buon cammino, che per strada vada tutto bene, che ci sia il sole e arrivederci a Vicenza. Alto qua subito. Salta. Primo salto della caena. Salta la caena. Inizia a fare strapido. Andate piano, fai strappi, ti fai strappi. Ci vediamo a Vicenza! Grazie a Chiara Gaiani e a Cristian Roccaiende, naturalmente grazie anche a questi alpini partiti di buon'ora per Vicenza a piedi. C'è anche l'Alta Padovana perché Cittadella rende onore agli alpini in adunata con un programma intenso per sabato alle 16 il ritrovo presso il Monumento dell'Alpino, alle 17 dopo lo sfilamento di coro e bande il concerto delle 3 bande in piazza Piero Bono in cui suoneranno la Ciro Bianchi di Cittadella, la Marinara di Forte dei Marmi e la banda alpina San Francesco di Cittadella alle 20:30. Nella chiesa del Torresino il concerto che sarà aperto dal coro Ana di Cittadella con la partecipazione del coro Voci del Bosco di Giavera del Montello e del coro Ana Valle Camonica. Queste le iniziative di Cittadella. Chiudiamo questa prima parte dedicata agli alpini, bella corposa, bella nutrita con i nostri collegamenti. Chiediamo scusa a Francesca Bozza che abbiamo fatto aspettare perché dagli alpini, che ritroveremo tra un po' perché abbiamo altri contributi da mostrarvi, ci spostiamo per parlare di cronaca a Azenson di Piave, quindi in provincia di Treviso. Buongiorno Francesca, ti chiedo ancora scusa e ti chiedo di raccontarci cosa è successo in questo negozio che insomma ha visto fiamme e paura. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori, ci mancherebbe insomma, noi dobbiamo interrompere questa pagina colorata e allegra degli alpini per raccontarvi appunto quanto accaduto la scorsa notte qui a Azenson in questo mini market, negozio di alimentari dove intorno alle 2:50 è esploso un principio di incendio, è stato soprattutto il fumo e potete vedere ancora i segni insieme a Tommaso Migotta, mi sposto per farvi vedere insomma i segni, le tracce del fumo e vi garantisco che ancora oggi, adesso dopo tante ore, l'odore acre è ben percepibile. È stato soprattutto il fumo, dicevo, a causare i danni ingentissimi all'interno del negozio. C'è ben poco da salvare, dai prodotti che erano distribuiti sugli scaffali fino proprio alla stessa struttura. I titolari, lo potete immaginare, non avevano assolutamente voglia di parlare, molto provati. Questa mattina sono venuti qui per
per fare un sopralluogo, per fare un po' di pulizie, ma come detto c'è davvero poco da salvare. Ci ha solo raccontato il titolare che era già intenzione chiudere l'attività ad agosto per godersi la meritata pensione. Ha detto purtroppo siamo costretti ad anticipare questa decisione per un motivo così brutto, appunto questo incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta con 2 squadre, hanno spento le fiamme, ora i tecnici sono al lavoro per chiarire la causa che sembra di natura elettrica, probabilmente un cortocircuito di un frigo avrebbe innescato questo principio di incendio, con poi il fumo che ha come già detto causato i danni più ingenti. A dare l'allarme è stata la proprietaria che abita qui sopra, nell'appartamento qui sopra, ha capito che qualcosa non andava, ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono subito intervenuti spegnendo appunto questo incendio. Vigili del fuoco che sono intervenuti poi qualche ora più tardi a Cessalto intorno alle 5 per un altro principio di incendio, questa volta in un casolare abbandonato da diversi anni. Ci spiegava il sindaco di Cessalto che in passato era un famoso ristorante, ora è appunto uno stabile abbandonato che dovrà essere abbattuto tra qualche mese perché rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell'area. All'interno dello stabile c'erano 4 persone che probabilmente qui avrebbero trovato rifugio durante la notte e probabilmente potrebbero aver acceso un fuoco che poi non sono riusciti più a controllare, ma sarebbero stati proprio loro stessi a spegnere le fiamme. E fortunatamente nessuno di loro è gravemente rimasto ferito, anche in questo caso intervento dei vigili del fuoco. Insomma, questa è la cronaca della giornata dalla Marca trevigiana, segnata appunto da questi 2 incendi che hanno impegnato al lavoro i vigili del fuoco. Federico, se non ci sono domande ti restituisco alla linea. Finite Francesca, grazie per questi aggiornamenti, buon lavoro. Quindi dagli alpini alla cronaca, la cronaca con questo incendio e purtroppo la decisione dei titolari di chiudere in anticipo la loro attività, anche se era già in programma, ovviamente notizia che dispiace. Sempre la cronaca ci porta adesso a Grisignano perché nella notte è andata a fuoco un'auto e illesi 2 passeggeri, poi subito dopo andiamo a Venezia. Era in viaggio sulla A4 in direzione Venezia quando a un certo punto l'auto è andata in fiamme. È successo tutto in pochi minuti, erano da poco passate le 2 del mattino quando un uomo a bordo della sua Chevrolet all'altezza dello svincolo di Grisignano e Padova Est ha notato qualcosa di anomalo nell'auto. Dopo aver accostato lungo la carreggiata è sceso con il passeggero dalla vettura e lì il fuoco. Intervenuti i vigili del fuoco da Padova che in 2 ore hanno spento le fiamme dell'auto andata completamente bruciata. Grazie alla redazione di Vicenza per questi aggiornamenti di cronaca. Adesso mi scuso anche con Ilaria Marchiori che ho fatto attendere. Buongiorno Ilaria che è in collegamento con noi da Venezia. Perché? Perché domani c'è un vertice importante, quello dei ministri della giustizia, una sorta di G7 della giustizia e ovviamente i preparativi sono fondamentali perché tutto si possa svolgere regolarmente. Credo di aver detto le cose in maniera corretta. Allora Ilaria Marchiori e Simone Merlo per la parte tecnica, raccontateci tutto. Ilaria, dove sei, come sta andando e insomma cosa ci si aspetta per domani. A te. Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. In questo momento ci troviamo nella zona di Piazzale Roma dove stanno iniziando ad arrivare tutti i mezzi delle varie forze dell'ordine. Centinaia infatti tra carabinieri, polizia, guardia di finanza per l'inizio del G7 che partirà questo pomeriggio alle 14:30 nella zona di San Marco. Quindi ci si sta preparando perché la città sarà blindata a partire proprio dalle ore 14. Come vedete dalle immagini di Simone Merlo stanno iniziando ad arrivare moltissimi mezzi, alcuni li vedete qui, un altro della Guardia di Finanza che si sta avvicinando con anche gli agenti, quindi si stanno preparando proprio per l'inizio dei lavori. Abbiamo, come hai anticipato, G7 giustizia, i paesi che ne fanno parte Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti che affronteranno i temi del
dibattito mondiale, dalle guerre alla situazione geopolitica internazionale, la cybersicurezza, il narcotraffico fino alla lotta alle criminalità e alle migrazioni. Dicevamo, si parte alle 14.30, vi anticipo un po' quello che è il programma, perché ci sarà una cerimonia iniziale di benvenuto alla scuola grande San Giovanni Evangelista, poi si partirà alle 15 con una prima sessione, poi ce ne sarà una seconda, mentre alle 18.30 ci sarà proprio la passeggiata dei ministri in piazza San Marco, che noi tra l'altro seguiremo in diretta. Infatti questa sera ci collegheremo nei nostri telegiornali proprio per far vedere anche queste prime immagini dei 7 ministri della giustizia. Dunque la città è in fermento, ma soprattutto è sorvegliata speciale. Vi ricordo che sono state emanate anche 2 ordinanze da parte della Polizia Locale di Venezia per la gestione sia del traffico acqueo che quella poi pedonale con varie disposizioni. Ve le leggo proprio per dare un'informazione anche a chi dovesse recarsi in città e soprattutto ai residenti che non ne fossero ancora a conoscenza. Saranno chiusi temporaneamente alcuni tratti, soprattutto nella zona di Sant'Agostino, San Giacomo d'Allorio, i campi più vicini poi ovviamente alla scuola grande di San Giovanni Evangelista, dove appunto inizierà lo svolgimento del G7. Come vedete stanno continuando ad arrivare proprio qui in Piazzale Roma tutti i vari mezzi delle forze dell'ordine, si stanno posizionando, a breve partiranno per dirigersi proprio nella zona da cui partirà il G7, che lo ricordiamo è una 2 giorni, parte oggi e si concluderà domani pomeriggio con una conferenza da parte del nostro Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Quindi queste tutte le informazioni prima di dare il via ai lavori. Federico, se non hai domande, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Volevo solo chiederti se secondo te, da quello che hai un po' colto, sarà difficile la convivenza tra questa manifestazione e tutto l'apparato delle forze dell'ordine e i turisti, cioè la presenza dei soliti turisti, dei soliti migliaia di turisti. Federico, io credo che la città si sia organizzata molto bene da questo punto di vista, soprattutto con la macchina della sicurezza che negli ultimi eventi ha dimostrato di saper funzionare bene. Vi ricordo anche, non ve l'ho detto, martedì si è tenuto proprio l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, dove c'erano ovviamente tutte le forze in campo presenti per decidere come lavorare in stretta sinergia. L'ultimo evento importante che abbiamo avuto qui in città è stata la visita del Papa e, come ricorderete, si è svolto tutto in estrema tranquillità, e anche lì la macchina della sicurezza ha dimostrato saper funzionare molto bene. L'unica cosa che appunto è importante da tenere sotto controllo: alle 17 ci sarà invece una manifestazione nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia dei dissidenti, quindi forse quello sarà uno degli aspetti di cui le forze dell'ordine dovranno occuparsi maggiormente, da tenere ovviamente sotto controllo. Ma noi ci saremo disposti nelle varie zone con le nostre truppe, per cui documenteremo tutto quello che accadrà dal primo pomeriggio poi al termine di questa 2 giorni con i ministri della giustizia. Buon lavoro naturalmente a te e a Simone Merlo. A buon voi, lavoro. grazie. Grazie, buon lavoro. E rimaniamo, insomma, parliamo ancora di cronaca, restiamo sulla cronaca, andiamo sull'altopiano, dove c'è stato un incidente, coinvolto un quad, che sono quei mezzi, quelle moto a 4 ruote, che appunto ha avuto un incidente, c'erano 2 persone a bordo, vediamo com'è andata. Il soccorso alpino di Asiago è intervenuto per un incidente con il quad sulla strada sterrata che collega Ronchi di dietro e Ronchi davanti. Marito e moglie hanno perso il controllo del mezzo, sono finiti nella scarpata laterale e la donna, una 57enne di Gallio, è rimasta schiacciata dal quad contro un albero. Il marito è riuscito a liberarla e a dare l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell'ambulanza di Asiago, che ha prestato subito le prime cure alla 57enne, vigile, e l'ha caricata in barella. Trasferita in ambulanza, l'infortunata è stata portata fino all'eliambulanza, imbarcata e accompagnata in ospedale.
Grazie ad Alex e Giuliano per questi aggiornamenti. Adesso andiamo a Padova perché c'è stato un colpo di scena nel processo a carico di un operatore sociosanitario di una RSA padovana che nel 2019 era stato accusato da un ospite di 90 anni di averla molestata sessualmente. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello che aveva condannato un operatore sociosanitario della residenza Parco del Sole a 6 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale aggravata, lesioni personali e minaccia nei confronti di una novantenne ospite della struttura. I fatti sarebbero avvenuti nell'estate del 2019. L'anziana poco dopo la denuncia è deceduta alla fine dello stesso anno. La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado che confermava quella di primo grado perché i legali dell'imputato hanno sottolineato come non siano stati ascoltati alcuni testimoni proposti dalla difesa. Gli avvocati durante il processo in Corte d'Appello hanno contestato anche la veridicità delle accuse mosse dall'anziana. L'OS quella notte era intervenuto per cambiarla e lavarla, ma poco dopo la novantenne in lacrime era stata trovata nella stanza di un'amica. Agli infermieri e ai parenti ha detto di essere stata cambiata e poi violentata, una versione confermata anche davanti al giudice durante l'incidente probatorio, ma ora la Cassazione riapre tutti gli scenari. Grazie per questi aggiornamenti giudiziari e adesso andiamo a Belluno, ce ne eravamo occupati anche ieri, ma vediamo un po' il riassunto di quello che è accaduto con una fuga di gas in una casa colonica a San Gregorio nelle Alpi. Siamo nella zona del Feltrino. Un anziano di 79 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova. L'uomo tratto in salvo dal vicino che si è gettato tra le fiamme. Ieri abbiamo parlato di un gesto eroico. L'ho tirato fuori perché so che era là. Il signore dov'era? Sul divano. Sul divano. Stava dormendo? Sì. No, era un po' intontito, no, era un po'... Per il fumo magari? Però non si alzava. Parla Remo Palus, eroe del giorno, che mosso da uno slancio d'altruismo e incurante del pericolo si è lanciato in mezzo alle fiamme divampate nella casa colonica attigua alla sua stalla, dove come tutti i giorni stava mungendo le vacche, per mettere in salvo Giovanni Andric. Lo tira fuori. Coraggioso anche però, Dio, bisogna dare sempre piccola. Ho visto che rende attento, la tira fuori sto Giovanni, lo porta fuori là. Ed era tutto massacrato, sangue che ignora per tutti i cantori. Come che è successo non so proprio, perché... L'anziano di 79 anni versa in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stamattina, poco prima delle 7:30, una violenta deflagrazione causata molto probabilmente da una fuga di gas ha distrutto la casa dei primi dell'Ottocento in località Romagno, nella frazione di Fumac di San Gregorio nelle Alpi. Remo Palus ha trovato Giovanni Andric accasciato sul divano, privo di sensi e con ustioni diffuse. L'ha caricato di peso e trasportato in giardino. I sanitari dell'eliambulanza del SUEM di Treviso e quelli dell'ambulanza di Feltre hanno prestato le prime cure al 79enne che è stato intubato e trasferito a Padova. L'allarme è stato lanciato dal nipote dell'anziano. L'allerta è arrivata alle centrali del SUEM 118 e dei vigili del fuoco arrivati da Belluno e da Feltre, anche con il supporto dei volontari. L'abbiamo soccorsa subito, c'era un nostro collega che abita qua vicino che è venuto anche prima di noi, diciamo, e ci ha dato indicazioni su come intervenire. I pompieri sono stati impegnati a lungo per circoscrivere l'incendio e per mettere in sicurezza ciò che resta della casa colonica, completamente distrutta. Abbiamo cercato appunto di spegnere questo incendio, soprattutto confinandolo che non invada le parti laterali, destra e sinistra, le altre abitazioni. E stiamo ancora lavorando per smassare. Sulle cause della deflagrazione si propende per la fuga di gas. Abbiamo trovato delle bombole di gas, però non abbiamo ancora individuato precisamente il punto di innesco, perciò stiamo ancora lavorandoci. Ogni elemento è stato raccolto per le indagini. A Fumac di San Gregorio sono arrivati anche i carabinieri e il personale tecnico del comune. Il pensiero ora è rivolto a Giovanni Andric. La comunità intera è in apprensione. Grazie Tiziana Bolognani, abbiamo sentito anche la voce di questo vicino che ha tratto in salvo l'anziano. Speriamo naturalmente che guarisca al più presto, questo è l'aspetto più importante. Adesso a Vicenza, perché all'ospedale San Bortolo c'è stato un certo scompiglio, si è presentata una persona che diceva di essere in preda a una possessione satanica. Sentiamo cosa è successo.
Pretendeva di essere visitato con urgenza dai medici dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, lamentando di essere vittima di un complotto satanista. E poi le urla e le minacce. Intervenuta una volante della questura all'interno dell'ospedale, gli agenti hanno cercato di calmare l'uomo di origine serba che a sua volta, dopo aver attivato la telecamera del suo cellulare, ha iniziato a filmare gli agenti, accusandoli di essere emissari delle forze oscure. Vista la difficoltà di comunicazione, l'uomo, sotto un forte stato di confusione e agitazione, è stato visitato da alcuni specialisti che hanno ritenuto di non ricoverarlo né di sottoporlo a particolari interventi sanitari. Soddisfatto della visita, l'uomo si è poi allontanato dall'ospedale. Facciamo una pausa dalla cronaca e parliamo di politica. Andiamo a Bassano, dove fa discutere l'iniziativa del sindaco Elena Pavan, che sta visitando porta a porta i cittadini di Bassano su loro richiesta, ma insomma c'è chi boccia questa iniziativa. Sentiamo. In una campagna elettorale con 5 candidati, con una sindaca uscente che viene cacciata dal suo partito, la Lega, e che si allea con Fratelli d'Italia, correndo proprio contro la Lega, che nel frattempo ha creato una coalizione con Forza Italia, DC, Italia Viva e Noi Moderati, è inevitabile che il confronto diventi scontro politico. Eh già, perché alla corsa per diventare sindaco vanno aggiunti il centrosinistra compatto a sostegno di Roberto Campagnolo, i giovani di È il Momento che vogliono dire la loro e Impegno per Bassano con Azione che puntano sulla figura di Roberto Marin. E lo scontro, adesso, ruota tutto attorno al concetto di dialogo con la città. Elena Pavan ha lanciato l'iniziativa di andare a casa dei cittadini per raccogliere i problemi dei quartieri, ma, commentano in molti, una sindaca uscente dopo 5 anni deve parlare e proporre soluzioni perché i problemi della città dovrebbe già conoscerli. Ci sono stati 5 anni in cui era necessario il propedeutico confronto con i cittadini, il dialogo con i cittadini e con la città. Il sindaco ora dovrebbe già conoscere ben chiaramente i problemi della città e quindi proporre soluzioni. Mi pare una scelta tardiva. Ma l'assenza di dialogo è anche assenza di dialogo interno verso la squadra di governo, l'incapacità di fare squadra con la squadra di governo. Basta pensare che di 9 assessori nominati, solo 2 seguono il candidato sindaco. Solo 3 consiglieri su 15 della squadra di governo seguono il sindaco. Marin fa leva sulla sua esperienza amministrativa e lancia un messaggio chiaro. Impegno per Bassano è un'esperienza decennale. Io ho 15 anni di consiglio comunale alle spalle. È ora di portare soluzioni e quindi il metodo è il confronto con la città sulle soluzioni che porteremo. Sono le 12:46, Focus TG fino alle 13:30, stiamo parlando di cronaca, abbiamo aperto e chiuso per il momento, scusate, un'importante pagina dedicata alla Adunata Nazionale, alla 95esima Adunata Nazionale degli Alpini. Tra un po' ci torneremo, vi faremo vedere altri servizi e altri dettagli di questa grande manifestazione. Adesso torniamo alla cronaca, insomma ci sono alcune vicende aperte che noi stiamo approfondendo con le nostre redazioni. Partiamo dalla redazione di Venezia che si sta occupando dell'omicidio di Roberto Basso, il tabaccaio di Jesolo trovato senza vita. Le indagini continuano serrate, gli inquirenti indagano tra le conoscenze della vittima. Mistero e incertezza avvolgono ancora il tragico omicidio di Roberto Basso, strozzato e colpito più volte alla testa con un oggetto contundente nella sua casa in via Antiche Mura a Jesolo. Le ipotesi sull'accaduto sono molteplici e nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti continuano a indagare a tutto campo, esaminando ogni dettaglio e coinvolgendo tutti i possibili attori. I carabinieri in queste ore stanno visionando le telecamere di Piazza Marina. In alcuni frame di una telecamera hanno individuato il tabacchino che usciva dal suo negozio alle 23:50. Sono le ultime immagini che ritraggono l'uomo mentre va a casa. Il giallo persiste mentre le indagini rivelano nuovi dettagli, l'uso della scala da parte di un parente e la presenza di una consistente somma di denaro nelle tasche del 64enne sembrerebbero escludere l'ipotesi di una rapina finita male.
L'affetto degli amici e dei commercianti per la vittima è palpabile. Altri fiori sono stati posati all'ingresso della tabaccheria, così come quello dimostrato verso i familiari, che in questo momento difficile preferiscono rimanere riservati. Il fratello Andrea, circondato dall'affetto dei suoi nipoti, chiuso in casa, preferisce non parlare, così come un altro componente della famiglia. Chi è? Salve, siamo dei giornalisti, è possibile parlare con... Buona giornata. Anche la sorella Francesca preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo la famiglia di Roberto è al centro dell'attenzione, ma nessuna accusa viene formulata poiché tutto rimane nel campo delle ipotesi. Gli uomini dell'Arma, a diversi componenti della famiglia, hanno sequestrato il telefonino per accertamenti. Non risultano minacce o dissidi, tranne un episodio che vede come protagonista Andrea. Ricordiamo un avvenimento che era successo un po' di tempo fa, era andato un po' in escandescenze nella tabaccheria del povero Roberto, dove aveva rovesciato un po' di carrelli, un po' di oggetti verso la strada. Insomma non sarebbe, diciamo, nuovo a questo tipo di fatti. Era piuttosto aggressivo con il fratello, ma per quale motivo? Quello che si dice qui a Jesolo è che fossero state questioni di eredità o comunque di caratteri differenti. In genere quando succedono questi litigi parte sempre tutto dai soldi. L'autopsia programmata per giovedì potrebbe fornire nuove informazioni cruciali per gettare luce su questo enigma. Restiamo in attesa della conferenza stampa della Procura di Venezia, che si spera possa portare chiarezza su questo intricato caso. Ancora cronaca, ma andiamo a Chiarano, perché era stato colpito davanti a casa con 2 proiettili sparati a bruciapelo e questo 33enne si è salvato per miracolo. Indagato per tentato omicidio il cugino che abita a Salgareda. Questa notte, anzi la notte scorsa, i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione. Hanno fatto irruzione nella notte a casa di Balai Edmond, 33 anni, carabinieri supportati dall'aliquota primo intervento di Padova e dall'unità cinofila. In pochi istanti i militari dell'Arma hanno circondato l'abitazione a Salgareda. L'uomo è stato fermato, sarebbe coinvolto nel tentato omicidio del cugino, Cucchici Aydin, 37 anni, dipendente in un'azienda del Veneziano. Potrebbe essere uno degli esecutori materiali o il mandante del gravissimo fatto di sangue. Lo scorso 7 marzo 2024 la vittima è stata raggiunta da 2 colpi di pistola proprio davanti a casa a Chiarano, ferita ad un fianco e ad una gamba. Ancora non mi sono ripreso fisicamente, psicologicamente, comunque è stato dura. Per il 33enne bloccato dai carabinieri è scattato anche l'arresto. Gli investigatori da tempo stavano monitorando i suoi movimenti tra Italia e Kosovo. Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nel 2022 dal Tribunale di Venezia per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Treviso per espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione. I militari dell'Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno notificato allo straniero anche un avviso di garanzia per i reati aggravati ed in concorso di tentato omicidio del cugino e detenzione e porto illegale di armi, procedendo ad una serie di perquisizioni a suo carico che hanno permesso di acquisire ulteriori elementi di interesse investigativo. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti i cellulari del 33enne. Quella mattina del 7 marzo 2 persone in scooter travisate con casco hanno esploso colpi di pistola contro il 37enne che stava andando al lavoro. I suoi nonni sono venuti qui a trovarci dopo l'accaduto e allora abbiamo preferito di mandare via i bambini in maniera che dopo quello che era successo stessero un po' più tranquilli. Per un po' di tempo i piccoli sono stati in Germania, ma la paura non è passata, ci dice l'avvocato. Sì, si ha paura soprattutto per i piccoli, perché sono veramente piccoli, perché hanno visto, non hanno visto la scena diretta, però nell'immediato hanno visto il loro papà ferito, sono andati in ospedale. Cucchici Aydin non è ancora tornato a lavoro. No, ancora non sono tornato a lavoro, perché ho le ferite, una è ancora aperta e le altre sono migliorate. Fondamentali saranno anche le immagini della videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso lo scooter con i 2 malviventi. Ancora cronaca, ma questa volta a Padova, perché uccise la moglie a coltellate. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per l'autore di un femminicidio avvenuto nel 2020 in provincia di Padova.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali di Abdel Fattah Jennati, il marocchino accusato di aver ucciso il 24 novembre del 2020 a Kadoneghe la moglie Aisha El Abeoui, confermando per lui l'ergastolo. Il quarantenne era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che non aveva mai riconosciuto il vizio di mente nemmeno in via parziale né tantomeno le attenuanti generiche. L'uomo aveva pugnalato a morte la compagna mentre stava dormendo nella camera da letto matrimoniale con la figlia più piccola. Era ossessionato dalla gelosia, spiava la moglie. In più occasioni Aisha si era rivolta ai servizi sociali di Kadoneghe, al centro veneto Progetti Donna. Poco prima di essere uccisa aveva anche denunciato ai carabinieri che il marito, da sempre violento nei suoi confronti, aveva minacciato di ucciderla proprio a coltellate, ma poi aveva ritirato la denuncia, forse proprio per paura di ritorsioni nei confronti dei figli piccoli. I fratelli, i genitori e i figli della donna, che oggi vivono a Caltanissetta, si sono costituiti parte civile nel processo. Nei giorni precedenti al delitto Abdel Fattah Jennati avrebbe anche cercato in rete con il cellulare e il computer informazioni sui veleni. I suoi legali durante il processo hanno tentato in più occasioni di dimostrare l'incapacità di intendere e di volere del quarantenne, depositando anche una perizia psichiatrica, ma il vizio di mente non è mai stato provato, una conferma che ora arriva anche dalla Cassazione, che sancisce definitivamente l'ergastolo per il quarantenne marocchino. Adesso parliamo sempre di cronaca, si tratta di quello che è avvenuto, una tragedia che ha colpito un uomo di 53 anni, morto il 24 aprile scorso all'ospedale di San Vito al Tagliamento, siamo in provincia di Pordenone, e l'autopsia che è stata effettuata rivela che un'ipotesi come causa della morte può essere stata quella di un problema al cuore. Il decesso era sopraggiunto dopo un intervento chirurgico alla spalla. Ce ne parla il nostro collega Alessio Conforti. Potrebbe essere stato un problema di natura cardiaca a causare la morte di Diego Rulli, il 53enne di Motta di Livenza, trovato senza vita nel letto della sua stanza all'ospedale di San Vito al Tagliamento dopo un'operazione chirurgica a una spalla. Questo quanto emerso dall'autopsia eseguita questa mattina dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla procura per far luce sulle cause del decesso. L'esame autoptico è stato eseguito nella cella mortuaria dell'ospedale di Pordenone. Rulli si era sottoposto a un intervento alla cuffia dei rotatori, ma qualche ora dopo era sopraggiunta la tragedia. Come atto dovuto a tutela delle garanzie difensive, la procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta indagando l'ortopedico e l'anestesista che hanno eseguito l'intervento. Il lavoro del medico legale non si fermerà qui. Dopo l'autopsia, infatti, è previsto un approfondimento per capire specificatamente di quale problema cardiaco si sia trattato e se potesse essere prevedibile o evitabile. Il tutto in un tempo tecnico di 90 giorni. Grazie al nostro collega Alessio, e adesso ci fermiamo per un attimo, poi torniamo. L'ultima parte di Focus, vi ricordo che con Focus TG rimarremo insieme fino alle 13:30, ci vediamo tra poco e parleremo ancora di alpini. Sono le 13 di giovedì 9 maggio, ancora mezz'ora da trascorrere insieme con Focus TG. Abbiamo parlato molto di alpini e ne parliamo ancora dopo aver aperto un'ampia pagina di cronaca che non abbiamo ancora chiuso, perché altre notizie stanno arrivando dalle nostre redazioni sparse sul territorio. Adesso, dicevo, torniamo a parlare un po' di alpini, perché uno degli aspetti fondamentali della Dunata e della storia, della tradizione degli alpini sono i muli, in particolare le mule Grenoble e Samat, partite da Bassano a fianco delle penne nere del gruppo di Enego, sono entrate in città non curanti della pioggia, destinazione Adunata. La nostra Sharon Di Carlo era lì ad accoglierle. Gli ultimi passi questi di una lunga camminata? Proprio una lunga camminata. Da dove siete partiti? Siamo partiti da Bassano, dal Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, città di Bassano. Com'è andata? Bene, bene, a parte ieri con l'acquazzone di... Purtroppo. Ma la pioggia non vi ha fermato? Assolutamente, gli alpini non fermano nessuno. Quanti chilometri avete fatto? Saranno più di 40 chilometri. Una bella tiratina, dai. Che cosa porta a casa da questa passeggiata? Siamo vecchi di mestiere, ogni adunata è nostra. Portiamo a casa una grande soddisfazione perché giochiamo in casa
Vicenza è una città da mare. Questa è la prima camminata che fate da Bassano? Sì, è la prima perché non ci è mai capitata una dunata così vicino, insomma, in tanti anni. E quindi quest'anno abbiamo pensato di partire, insomma, dalla splendida città di Bassano, che è un monumento per gli alpini, e arrivare a Vicenza, insomma. E allora benvenuti a Vicenza. Grazie mille. Grazie a Sharon Di Carlo. Una parte anche istituzionale, cioè quella della presentazione della dunata che è avvenuta a Bassano, e proprio da Bassano il presidente nazionale dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, ha dato il via libera al grande raduno proprio dal Ponte degli Alpini. Immagini suggestive, vediamo. Il Ponte Vecchio è vestito a festa, le bandiere tricolore sventolano mentre le vetrine dei negozi sono addobbati di verde, bianco e rosso. Bassano è pronta ad accogliere le penne nere provenienti da tutta Italia, in arrivo a Vicenza per la 95esima adunata nazionale, penne nere che certamente non mancheranno di passare ai piedi del Grappa per un saluto alla capitale degli Alpini. Partire qui stamattina da Bassano e dal Ponte degli Alpini per noi è un momento veramente di grande emozione da un lato e significativo dall'altro. È un momento in cui da un lato si fa memoria e dall'altro si fa condivisione, quindi solidarietà. Bassano abbraccia gli alpini così come ha fatto a febbraio in occasione della cerimonia di consegna del cappello ai giovani allievi del centro addestramento di Aosta. A significare che non sarà solo la dunata della città di Vicenza e della sezione di Vicenza, bensì di un territorio importantissimo, unico e straordinario. Lo testimonia il fatto che saranno fatte gli onori ai caduti e la saluto al tricolore in contemporanea al Sacrario di Cimagrappa, al Leiten di Asiago, al Cimone, Tonezza del Cimone, al Pasubio, e sintetizzato il tutto sulla Corona Mozza e l'Ortigara. Questo a significare che il nostro territorio è un territorio unico e pieno di alpinità. Il frutto, il risultato dell'esperienza della precedente cerimonia del cappello qui a Bassano è stata l'immersione in questa città e nell'identità alpina di cui questa città è simbolo, e la conseguenza, il frutto, è che ci siamo sentiti davvero a casa qui, così, no? È proprio così, gli alpini che arrivano a Bassano si sentono a casa, come queste penne nere in viaggio verso Vicenza, ma la tappa obbligatoria è sul Ponte Vecchio. Da dove arrivate? Da Spilimbergo, provincia di Pordenone. Siamo fermati ad ammirare il nostro ponte e abbiamo trovato il nostro presidente. Bella avventura. Gli alpini in armi, che invece hanno lasciato per qualche giorno l'operatività, hanno inforcato la bicicletta, hanno iniziato a pedalare, sono partiti dalla loro caserma a Feruglio di Venzone per raggiungere la dunata. Li ha intercettati per noi Lucio Zanato. Sono arrivati poco dopo l'ora di pranzo, concludendo la seconda tappa del loro viaggio verso Vicenza. Sono gli alpini in armi della caserma di Venzone, da tempo legati con le penne nere di Preganziol. Soprattutto per commemorare l'eroe Manlio Feruglio, che è nativo qua di Preganziol e al quale è intitolata la loro caserma, e quindi è sempre un piacere incontrarli perché facciamo sempre festa insieme. Tappa trevigiana per questi militari di montagna, iniziata questa mattina a Pordenone. Abbiamo incontrato le scuole primarie di una zona del Pordenonese e abbiamo cercato di trasmettere a questi bambini qualche sano valore. Quindi non solo un viaggio di passione, ma anche di condivisione alpina che toccherà uno dei sacrari delle penne nere. Domani raggiungiamo Bassano, tenderemo la salita sul Monte Grappa per deporre un omaggio floreale al sacrario del Grappa. E poi giù a Vicenza. E poi dormiremo una notte nella caserma Monte Grappa, e poi il venerdì mattina abbiamo gli ultimi 30 km che ci porteranno alla dunata nazionale. Inevitabile la domanda alla penna nera su due ruote, che non dimentica però zaino e scarponi. È più pesante, è più faticoso marciare o pedalare? Ma diciamo che ho quasi 30 anni in più, quindi magari è molto probabile che sia più faticoso pedalare.
Altra sfaccettatura di questa grande adunata, dunque, gli alpini in bicicletta, ma ci sono anche quelli marciatori. Infatti dal rifugio Campogrosso a Recoaro fino a Vicenza è un lungo viaggio, il viaggio degli alpini Valle Ogra di Schio, sezione ANA di Vicenza Monte Pasubio, che per raggiungere la dunata hanno marciato, e anche in questo caso la nostra troupe che li ha intercettati all'arrivo. Cinque giorni di cammino, pioggia, fango e quasi 150 km di marcia. Un lungo viaggio, quello del gruppo Alpini Valle Ogra di Schio, per raggiungere il campo base in via Pasubio a Vicenza. Un lungo viaggio? Insomma, un lungo viaggio, diciamo che è l'ultima tappa, dopo 5 giorni che siamo in cammino, stiamo arrivando al nostro campo base che è qui all'Albera, e quindi è andato tutto bene. Abbiamo preso un po' d'acqua ieri, ma per gli alpini non siamo solubili all'acqua. Pioggia che non ha fermato il lungo cammino delle Penne Nere, partenza dal rifugio Campogrosso a Recoaro e poi 4 tappe. Siamo partiti dal rifugio Campogrosso, in 4 giorni, questa è l'ultima tappa, stiamo raggiungendo il nostro campo base che si trova qui all'Albera. Terza tappa da San Rocco fino a Schio e poi gli ultimi chilometri da Castelnuovo fino a Vicenza. Una marcia verso la dunata, una marcia per ricordare i compagni mancati. La prima tappa è stata abbastanza dura perché abbiamo fatto 28 km di sali e scendi e quindi abbiamo preso anche l'acqua. La seconda è stata di 40 km, è andata abbastanza bene, quasi tutta pianeggiante a parte i primi 10 km di salita. Una dunata, quella di Vicenza, attesa da tutto il mondo. Noi alpini vicentini sapremo dare un'onorata e un'ottima, ospitalità a tutti gli alpini che arrivano da tutto il mondo. Buon riposo. Sì, grazie. Adesso che abbiamo finalmente raggiunto la meta, possiamo riposarci e poi festeggiare anche noi questa 95esima dunata. Complimenti agli alpini marciatori, ci fermiamo per un attimo, poi l'ultima parte di Focus TG fino alle 13:30. Bentornati a Focus TG, ultima parte da trascorrere insieme a voi. Andiamo per un attimo a Belluno perché i rifugi delle Dolomiti saranno sempre più sicuri grazie alla telemedicina e al nuovo sistema informativo della centrale SUEM 118 che consente di fare le videochiamate con i pazienti alla base di Pieve di Cadore. Infatti c'è stata la formazione del personale dei rifugi, del soccorso alpino e della Guardia di Finanza per gestire questa chiamata e utilizzare il kit in dotazione ai rifugi del CAI che inviano i parametri al sistema di centrale del SUEM per attivare la miglior rete di soccorso possibile e l'invio del paziente nel presidio più adatto. In caso di necessità l'operatore del 118 può attivare una videochiamata per vedere il paziente e procedere con un triage più preciso. Complimenti, e quindi la tecnologia che aiuta. Adesso la cronaca, Vicenza con una condanna per rapina. In manette un giovane vicentino condannato per una rapina commessa nel 2022. Il 25enne, con accarico precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, dopo aver infastidito alcuni clienti di un ristorante del centro in via Roma, si era introdotto in un supermercato vicino, rifiutandosi poi di pagare la merce alla cassa, affrontando fisicamente l'addetto alla sicurezza. Il giovane è stato poi mobilizzato dagli agenti intervenuti e arrestato per i reati di rapina impropria, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Successivamente all'udienza di convalida, il 25enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poi aggravata da quella in carcere, terminata nel gennaio del 2023. Il processo si è concluso con la condanna del vicentino, che dovrà scontare il residuo di pena 10 mesi e 21 giorni in carcere. Un mese fa la strage della centrale elettrica di Suviana e c'è stato il ricordo a Bargi e a Bologna con una commemorazione che ha riunito i familiari delle vittime, tra loro anche, ricordiamolo, il padovano Adriano Scandellari, ingegnere che viveva a Ponte San Nicolò.
Noi familiari delle vittime del disastro della centrale di Bargi da quasi un mese ci troviamo a vivere situazioni che nessuno aveva previsto e che molti di noi non avevano mai sperimentato sulla propria pelle. Abbiamo nella mente tante domande a cui non troviamo risposta. Le parole sono state pronunciate da Don Leonardo Scandellari, parroco della chiesa di San Prosdocimo a Padova e fratello di Adriano, ingegnere di Ponte San Nicolò e una delle 7 vittime della strage della centrale di Bargi sul lago di Suviana. Don Scandellari ha parlato dal sagrato della Basilica di San Petronio Maggiore a Bologna durante la cerimonia della benedizione della Madonna di San Luca alla città, che quest'anno è stata anche l'occasione per ricordare le vittime dell'ennesima strage sul lavoro avvenuta lo scorso 9 aprile. Non vogliamo dimenticare nemmeno quanti attualmente sono impegnati a far luce su quanto successo e quelli che si sono attivati per assistere le nostre famiglie nelle difficoltà inattese che si sono create, ha continuato Scandellari, ricordando anche i feriti. 2 sono veneti, l'ingegnere di Noventa padovana Stefano Bellabona, ricoverato nel reparto grandi ustionati di Padova, e il veneziano Sandro Busetto, ricoverato a Pisa. Oggi alla centrale di Bargi, a un mese dalla strage, si terrà un momento di ricordo dei dipendenti di Enel Green Power. Andiamo a Belluno perché c'è caos in provincia per l'attribuzione delle deleghe ai neoconsiglieri eletti lo scorso marzo. Il presidente della provincia Padrin infatti ha accelerato rispetto ai tempi concordati, ha presentato la sua proposta, c'è l'ira dei consiglieri del centro-sinistra che respingono le deleghe al mittente. Il presidente Padrin forza i tempi, disattende la sua stessa richiesta di posticipare la discussione dell'ordine del giorno del centro-sinistra il 16 maggio, e cioè dopo il deposito delle liste per le amministrative, e comunica la sua proposta di assegnazione delle deleghe ai neoconsiglieri provinciali. Il colpo di scena nel pomeriggio di lunedì ha posto le basi per uno scontro al Calor Bianco. Col volemo bene non si va da nessuna parte, la risposta del segretario provinciale del PD Del Bianco. Di certo non possiamo accettare le deleghe in bianco e neanche ci interessa, vogliamo vedere una prospettiva vera di questo territorio. Comunque abbiamo respinto le deleghe, noi presenteremo lo stesso l'ordine del giorno, noi al contrario del Presidente restiamo infatti. Padrin dal canto suo si è affrettato a precisare che la sua concezione è sempre stata quella di un governo unitario dell'ente. La provincia ha sul banco tanti temi che necessitano dell'impegno e del lavoro dei consiglieri eletti chiamati a occuparsi delle varie questioni, ha detto. Per il prossimo 16 maggio, giorno fissato unanimemente per la discussione dell'ordine del giorno presentato dal centro-sinistra, Padrin auspica un confronto che possa aiutare a chiudere il cerchio. Viste le premesse c'è poco da stare allegri. Fulcro dell'ordine del giorno: ritiro del finanziamento della pista da bob, il blocco della progettazione della diga del Vanoi e la questione Dolomiti Bus. Se sono tutti d'accordo sulle posizioni che porremo, ben venga, sembra strano a giudicare dalle reazioni di questi giorni. Speriamo che il 16 sia la volta buona. È certo che se fosse semplicemente che ci si aspetta un dialogo il 16, direi che forse l'episodio di ieri si poteva evitare. Lo scontro non è lungimirante, commenta Silvia Calligaro, la consigliera del centrodestra più votata e a cui Padrin ha affidato la vicepresidenza, oltre alle deleghe a viabilità, infrastrutture, caccia e pesca e agricoltura. L'aver ricevuto delle deleghe o delle materie non è un regalo da parte del Presidente, ma è sicuramente un carico di lavoro e che per senso di responsabilità noi dobbiamo portare avanti e cercare di curare nel migliore dei modi. Per Calligaro non ha senso politicizzare questo momento, tanto più per un ente di secondo livello. Dobbiamo essere concreti e lavorare tutti insieme per il bene della provincia. Se poi sul tavolo ci saranno dei temi che hanno delle ripercussioni tra virgolette politiche o di largo respiro, potremmo prendere di volta in volta delle decisioni. Se cerchiamo di politicizzare l'ente, lo scontro è inevitabile e penso però che in questa fase non sia lungimirante. Ora parliamo del terraglio, quindi siamo in provincia di Treviso, tra Treviso e Venezia, al via il bando per il secondo stralcio dell'opera da 38 milioni di euro con i cantieri che apriranno nel 2025. Sono 38 milioni, è un intervento insomma, che ci eravamo impegnati, non è stato facile perché ci sono stati tanti intoppi, però sono contenta che siamo arrivati alla pubblicazione della gara perché da qui in poi è pura procedura, cioè diciamo che noi dobbiamo solo monitorare lo stato della procedura ma non dobbiamo più fare niente
per far sì che l'opera venga fatta, ed è una bella soddisfazione. C'è una data, il 2025, per l'avvio dei lavori del secondo stralcio del Terraglio Est dopo l'inaugurazione nel 2017 del primo tratto. Un'opera rimasta fino ad oggi incompleta, visto che mancava la copertura economica per il suo completamento. 38 milioni di euro recuperati dai 200 milioni dei fondi per lo sviluppo e la coesione destinati alle infrastrutture. Manca ora solo un ultimo passaggio burocratico dopo che i fondi FSC una decina di giorni fa sono approdati all'ultimo CIPE. Dovremmo aspettare la bollinatura della Corte dei Conti, della delibera del CIPES, però di fatto che cosa ho concordato con Veneto Strade? Di andare avanti con il bando, l'ho autorizzato ad andare avanti con il bando, condizionandolo ovviamente l'aggiudicazione alla delibera della Corte dei Conti. Il Terraglio Est permetterà di collegare il casello autostradale di Preganziolo sulla A4 e la tangenziale di Treviso fino al casello di Silea sulla A27, convogliando qui mezzi pesanti provenienti dalle aree industriali di Dossone e Casier, oltre al traffico transitante nell'area dei comuni a sud di Treviso. Dei 3.300 metri di infrastruttura stradale, 1.700 saranno realizzati adeguando il tratto esistente, mentre altri 1.600 su nuovo sedime stradale, fino all'innesto con la tangenziale sud di Treviso. Su questo tratto è prevista la realizzazione di 2 rotatorie, di 2 sottopassi stradali e di un tracciato ciclabile a doppio senso di marcia. Il cantiere rimarrà aperto per 370 giorni. Nel momento in cui noi a fine anno avremo la ditta che si aggiudica l'opera, dovrà fare il progetto esecutivo e di solito ci impiegano 6 mesi e poi si partono con i lavori. Per quello noi abbiamo detto 2025 stando larghi. Un'opera che negli anni ha diviso l'opinione pubblica, con le proteste dei comitati da un lato contro la sua realizzazione e dall'altro chi ne chiedeva invece a gran voce il completamento. Credo che tante criticità siano state risolte, ma questa è quella condivisione, credo che sia una bella risposta a tutto il mondo dei trasporti e comunque al mondo industriale. Ora andiamo a Udine, sempre il nostro nord-est, perché i carabinieri della tutela del patrimonio culturale di Firenze e Udine hanno consegnato preziosi documenti agli archivi storici dell'Unione Europea di Villa Salviati. C'è anche una lettera dattiloscritta con firma autografata dell'allora ministro degli esteri Aldo Moro, datata agosto 1973. I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze e Udine hanno consegnato 21 documenti provenienti dalle corrispondenze dell'onorevole Altiero Spinelli con le istituzioni del tempo all'Historical Archives of European Union di Villa Salviati a Firenze nel corso di una cerimonia che si è tenuta il 7 maggio alla presenza del direttore e dei comandanti dei nuclei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze e Udine. L'indagine che ha portato a sequestrare questo importante gruppo di lettere era partita nel 2021 a cura dei militari fiorentini che avevano ricevuto un'attivazione investigativa dopo che era stata individuata la vendita sui canali di aste online di una rara lettera dattiloscritta con firma autografata dell'allora ministro degli affari esteri Aldo Moro con Altiero Spinelli, datata 1 agosto 1973. Il codice civile stabilisce che gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono soggetti al regime del demanio pubblico e pertanto sono inalienabili. Di conseguenza tali documenti rientrano nella previsione normativa dei beni culturali che appartengono allo Stato ed enti pubblici. Da Udine andiamo a Trieste, dove per contrastare la violenza di genere è stato aperto il primo sportello del centro antiviolenza di un ente di ricerca in Italia. L'anno scorso sono state 352 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Trieste, praticamente una al giorno. Dal 99 a oggi il GOAP, Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti, attivo con la sede principale in via San Silvestro, ha aiutato quasi 6.000 donne. Per contrastare un fenomeno ormai strutturale anche a Trieste, Area Science Park attiva in via sperimentale uno sportello antiviolenza al campus di Padriciano e di Basovizza, il primo in Italia aperto da un ente di ricerca.
Nasce da un incontro con il GOAP del Centro Antiviolenza. Abbiamo voluto un evento formativo e informativo dal titolo Conoscere il fenomeno per prevenire le discriminazioni, però non ci siamo voluti fermare lì, non basta la formazione, l'informazione, non basta un evento, e quindi abbiamo voluto creare una struttura stabile per consentire alle dipendenti di Area Science Park e alle dipendenti delle aziende insediate, degli enti di ricerca insediati, di poter rivolgersi anche solo per formazione e informazione. Ascoltare le richieste d'aiuto delle donne è l'obiettivo dell'iniziativa, che parte già dalla prossima settimana. Lo sportello si potrà contattare via mail, per telefono o nelle sedi direttamente di Padriciano e Basovizza, dove saranno presenti negli orari d'apertura 2 operatrici GOAP. Noi usciamo già dai nostri uffici tantissimo per fare attività di formazione e sensibilizzazione, che per noi è un'azione fondamentale di prevenzione per lavorare rispetto al fenomeno, alla conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne, e per sensibilizzare sia gli operatori della rete antiviolenza che le donne, perché più noi parliamo di questo fenomeno e più le donne si sentono meno sole. Adesso parliamo dei 500 ragazzi delle scuole di Trieste che hanno incontrato la Polizia di Stato per l'iniziativa promossa insieme al teatro e che si intitola Attori della legalità. La Polizia di Stato ha incontrato 500 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Trieste, Attori della legalità. Il titolo dell'evento è andato in scena al Teatro Rossetti. È una delle molte iniziative portate avanti dalla questura del capoluogo regionale per sensibilizzare i giovani su tanti temi, ma anche per confrontarsi con loro in un incontro partecipativo dove i protagonisti sono proprio i ragazzi. Vogliamo coinvolgere i ragazzi, spiegare un attimino che osservando le regole si può vivere bene, che comunque loro sono il nostro, non solo il nostro futuro, ma sono già il nostro presente, e quindi vogliamo dare messaggi positivi, cioè spiegare un attimino come bisogna comportarsi, che cosa è il significato delle regole, ma soprattutto li vogliamo far sentire protagonisti, perché per questo abbiamo chiamato questa iniziativa Attori della legalità. Non siamo venuti qua a fare lezioni, siamo venuti a parlare con loro e speriamo in una loro interazione. Devono capire che le forze dell'ordine possono essere per loro, e lo sono assolutamente, un punto di riferimento, quindi noi siamo a loro disposizione, come siamo a disposizione dei cittadini, però questi ragazzi hanno bisogno di essere anche guidati nel loro percorso, quindi già ci sono le famiglie, ci sono i docenti, i professori, però noi se possiamo contribuire alla loro crescita lo facciamo molto volentieri. Finisce qui Focus TG, grazie per averci seguito, buon pranzo a chi deve ancora pranzare e buon pomeriggio con Rete Veneta.